Dopo la cerimonia ufficiale di insediamento la settimana scorsa, il nuovo questore di Venezia Maurizio Masciopinto ha iniziato a prendere confidenza con il territorio, partendo dalle esigenze dei cittadini. Per noi è importantissimo, ma anche questa è la linea del signor Capo della Polizia, il Prefetto Gabrielli, di essere sempre attenti alle istanze che vengono dal territorio, ma soprattutto alle istanze che promanano dai cittadini e dai singoli. E quindi è in questa linea, perfettamente in sintonia con quanto voluto dal Dipartimento, che muoveremo la nostra azione. In arrivo dalla questura di Brindisi, nella sua prima esperienza al nord, Masciopinto ha lavorato a lungo a Napoli. La sua esperienza sarà particolarmente utile soprattutto dopo i recenti fatti che hanno visto la presenza delle mafie nella nostra regione. La mia formazione professionale nasce nei territori in cui la camorra si è sempre mossa con una certa storicità, quindi chiaramente sono pronto a mettere a disposizione della città, ma non dal punto di vista delle investigazioni, che quelle sono competenze degli uffici specifici, ma più nella relazione di attenzione e di alert con il territorio. Io credo che sia importante che sui territori si creano delle sensibilità, la sensibilità di chi è preposto alle istituzioni a cogliere immediatamente i sintomi di infiltrazione, che non sono da subito fatti necessariamente di polizia giudiziaria, ma sono dei piccoli sintomi sociali molto importanti a cui bisogna essere attenti.